Ci troviamo in Prato della Valle per l'inaugurazione di questi 19 nuovi autobus di APS Holding, autobus presi in leasing, e siamo con Fulvio Di Bernardo, da sempre contrario, lui è un lavoratore APS, da sempre contrario a questa fusione con Bussitalia. Sì, salve a tutti. Allora, sono contrario alla fusione perché la fusione è basata, come ho sempre ribadito, su un taglio di 1,8 milioni di chilometri, finanziati lo stesso, che non è vero, ed è un accordo verbale tra Ivo Rossi e il signor Chisso della Regione. Allora io dico, i finanziamenti vengono dati ai chilometri percorsi, quindi 4 euro a chilometro, ma quello percorso, e già si fa fatica a avere quei soldi là. Figurati se la Regione pagherebbe 1,8 milioni di chilometri e li pagherebbe lo stesso. A 4 euro a chilometro sono circa 7 milioni di euro e quindi dovranno uscire dalle nostre tasche dei lavoratori, quindi un domani anche dai lavoratori di Bussitalia. Quindi fino a quando non c'è un piano industriale giusto, non ci siano garanzie economiche eccetera, io sono sempre contrario a questa fusione, perché la fusione è proprio una svendita di APS. Ricordiamo che l'APS è dei padovani, quindi anche questi autobus qua al 90% si sente dire che sono pagati al leasing. Adesso vorrei vedere se veramente sono pagati al leasing, chi li paga. Cioè, tutto qua, siamo sempre contrari. Quindi la protesta continua per difendere le tasche dei cittadini? Le tasche dei cittadini prima, e poi ovviamente il mio posto di lavoro e l'azienda.